ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Dichiarata la morte cerebrale del 22enne Giuseppe Fede, vittima di un incidente stradale avvenuto giorni fa a Tremestieri, una frazione di Messina. Il giovane viaggiava a bordo di una Yamaha R3 quando lungo la strada statale 114 si sarebbe scontrato con una Fiat Panda. Il sinistro è avvenuto lungo un rettilineo all'altezza di una scuola. Da subito le condizioni del 22enne sono apparse gravi. Al pronto soccorso del Policlinico di Messina è giunto in codice rosso. Nella giornata di ieri la situazione è precipitata ed è stata dichiarata la morte cerebrale del centauro. E anche l'Agrigentino piange una vittima della strada. È morto Gaetano Bordonaro, un uomo di 43 anni di Ribera, a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto 2 giorni fa nel comune di Agrigento. Il 43enne, alla guida di una Nissan, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro di un'abitazione e contro 2 auto parcheggiate. Trasferito in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia di Palermo, le sue condizioni sono apparse subito critiche e nelle scorse ore il suo cuore ha cessato di battere. I carabinieri di Siracusa hanno identificato e arrestato il responsabile del ferimento a colpi di arma da fuoco di un uomo nel quartiere Borgata. L'autore è un tortoriciano di 54 anni con numerosi precedenti penali. Dopo aver ferito gravemente la vittima si è reso irreperibile. I militari lo hanno rintracciato e arrestato sulla scorta dei gravi indizi raccolti durante le indagini. La notte del 30 dicembre scorso l'uomo, a seguito di una discussione per futili motivi, ha estratto una pistola e ha sparato 2 colpi diretti alle gambe della vittima. L'estrazione della Lotteria Italia porta una valanga di premi in Italia. Il primo è andato a un fortunato giocatore di Bologna che ha vinto il super premio da 5 milioni di euro. Sul podio Anti-Roma con un secondo posto da 2 milioni e mezzo di euro e sempre la capitale, esattamente Fontenuova, conquista il terzo posto con 2 milioni di euro. La Sicilia guadagna un premio di seconda categoria da 50.000 euro vinto a Palermo. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 14. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.